finito l'olio. I fagioli stanno bollendo da un'ora, che ci devo mettere? Che ci devi mettere? Questa è bella. Ci devi mettere prima l'olio e quando sono fatti ci metti la pasta. Signor, l'olio è finito. Ma che sto parlando cinese? Finito, finito? Sì, signore, finito, finito. E valla a comprare da Don Pasquale salumiere a Bascio Palazzo. Sì, state fresco. Don Pasquale ha detto così, che se non liquidate a notte del mese passato, lui non vi vende più neanche un grammo di formaggio. Ma scalzone. Lui così ha detto. Dice che avanza ancora i soldi da provviste tutto questo mese e metà del mese passato. E li avrà, li avrà. Il 27 non è ancora passato. Che lazzarone. Ma mo che bene sapere mi sentirai. Che colpa tiene che il povero signore? O menzile come lo prende, così lo vede e non lo vede più. Invece dei fatti tuoi, hai capito? Avessimo misa la suocera. Io ho fatto una considerazione. E non le fare queste considerazioni. Che è stato? Che è Non sono successo? dovuta a Che è te. stato? Facete sempre cane e gatto. Si può sapere che è stato? Niente, che deve essere? È che la tua cameriera si permette di fare le considerazioni. Donetta, tu non la vuoi fare niente. Stai a posto tu. Ecco qua, bravo lui. È così che la sgridi, è così che la metti a posto. E che l'ha già fatto? Ma la magna, si contenta? Non fare lo spiritoso. Piuttosto l'hai portato un mensile. O mensile? Vuoi dire il residuo del mensile? Come significa? Ma perché non te l'hanno dato il mensile? Come no? Il mensile me l'hanno dato. Ma io l'ho distribuito ai creditori che, come al solito, mi aspettavano a bascia all'ufficio. E hai dispensato tutte 70.000 lire. 68, con c'è 68, ci stanno le trattenute. E come hai fatto? 23.000 lire o padrone di casa, siamo sempre arretrati di 2 mesate. 3.500 lire la bolletta della luce, 2.500 quella del gas, 10.000 lire la rata del frigorifero, 6.500 lire la rata della lavatrice elettrica, 2.000 lire l'aspirapolvere, 2.000 lire per la radio, 500 guardaporte, 5.000 lire alla tua sarta e 500 lire al mio sarto per il vestito buio cappotto che mi facette 9 anni fa quando ebbi l'infelice idea di sposarti. Sicché restano esattamente 12.500 lire per pagare Don Pasquale Salumiere. Avemmo mangiato tutto sto mese e dobbiamo dare la quinta mesata a questa povera disgraziata di Antonietta, che è la nostra cameriera e che tu chiami tua suocera. Va bene, sì, va bene. Vado ad aprire, va Antonia, va. Subito, signore. Oh, dimmi se è possibile continuare così. Come al solito tu te la pigli con me, vabbè. No, tu ti hai calmato, cioè tu ti devi calmare. Guarda, tu ti dovevi sposare a Schinizzo, no a me. Io non t'ho cercato. Tu mi volesti per forza. Me potevi spazzare le cosce che io... Signore, ci stanno 2 uomini con una cascetta a mano. Ah sì, finalmente sono venuto, falli passare, falli Ma chi sono? passare. Favorite. È permessa? Scusate, siete voi Saverio Scardocchia? Sì, signore, sono io. Dove la dobbiamo mettere? Ma che cosa? Qua, mettetela qua. Ma che lei? Ah, il tacco principale, casomai non avesse il buono che stesse manno che le 21 pollici. Ma insomma, si può sapere che lei che si tratta? E che se ci cado, non vide, io ho televisore. O televisore? Sì, io ho televisore. È bello, no? Ti ho voluto fare la sorpresa con un Mamma uomo mia. tuo. L'ho comprato a rate, 7.500 lire al mese. E chi paga? Come chi paga? Tu, noi. No, che stai pazzo, che stai asciutto pazzo. Tu lasciate passare. Non ridi. Antonia, non ridere, non mi faccia a caso sto sistema. Non ridere, non sto dicendo. Permesso, non ridere.